Sebbene la cittadina di Noto, con il suo splendido barocco, sia oggi una delle principali mete turistiche siciliane, sono in pochi a sapere che a pochi chilometri dalla città odierna, sul Monte Alveria, esistono ancora i resti di Noto antica, abitata dalla preistoria fino al fatidico terremoto del 1693. Dopo il terribile terremoto che rase al suolo la Sicilia sudorientale, l'antica Noto venne abbandonata e riedificata nel sito dove oggi si trova. I ruderi del castello di Noto Antica sono senza dubbio le rovine più interessanti dell'antico sito netino. Esse sono posizionate dietro la porta della montagna, in una piccola salita posta alla nostra destra. In un luogo suggestivo è presente un'altura circondata da due profonde gole, cioè due cave tipiche della Sicilia orientale. Il castello che prima del crollo subito durante il terremoto del 1693 copriva buona parte della zona compresa tra l'antica chiesa del Crocifisso e la porta della montagna. Il castello che prima del crollo subito durante il terremoto del 1693 copriva buona parte della zona compresa tra l'antica chiesa del Crocifisso e la porta della montagna. Venne fatto edificare nel 1091 dal duca Giordano d'Altavilla, che allora era signore di Noto, su un precedente forte di epoca araba, presentandosi con un'alta torre circolare chiamata Torre Maestra e da un insieme di edifici interni, come la chiesa dello Spirito Santo e le prigioni, senza contare altre costruzioni andate perse, e torrioni racchiusi da un'imponente cinta muraria che andava a collegarsi con le mura cittadine. In mezzo alla vegetazione mediterranea spuntano fuori resti di mura e fortificazioni, pezzi architettonici delle chiese dell'antica città medievale, abitazioni scavate nella roccia e vestigia dell'ancora più antica città di epoca greca. Il complesso architettonico è collegato con il complessivo sistema difensivo della città e si inserisce in un più ampio complesso dalle notevoli valenze archeologiche e ambientali, comprendente la necropoli sicula nord di Noto Antica, con 120 tombe a grotticella dell'età del ferro, la necropoli ellenistica con tombe a fossa e la necropoli tardo-antica con ipogei catacombali di cui alcuni ebraici. Nel 1430 il castello venne fatto ampliare dal duca Pietro d'Aragona, con l'aggiunta di 4 bastioni quadrangolari, che durante il 1600 vennero modificati per ospitare potenti cannoni. Il terremoto dell'11 gennaio 1693 distrusse l'antico castello, facendo rimanere in piedi le poche rovine che oggi possiamo ammirare, come la torre centrale e alcuni bastioni, mentre tutti gli altri locali del castello crollarono.
Giunti all'interno vi è un piccolo spiazzale da cui possiamo ammirare la maestosa torre maestra, che era il cuore del castello in cui risiedeva l'autorità militare dell'antica città netina, da cui parte un lungo muro che divideva in due il cortile del castello. Dietro la torre, andando verso sinistra, si può notare qualche resto delle mura e di qualche bastione. Andando verso destra, vi è la galleria da cui si accede all'interno della torre. È un lungo muro che parte dalla torre per poi finire presso il limitrofo strapiombo. Di fronte alla torre maestra vi sono i resti delle carceri e della chiesa del castello, consacrata allo Spirito Santo. Delle carceri restano le fondamenta delle celle, che riportano dei disegnini scolpiti dai carcerati sulle pareti delle celle, utilizzando mezzi di fortuna. In un masso delle fondamenta vi è un bassorilievo fatto dai carcerati, che è riconducibile alla figura di un santo, molto probabilmente San Sebastiano. Della chiesa dello Spirito Santo, che doveva essere molto più grande di quella ricostruita presso la nuova città di Noto. Restano solo i basamenti delle colonne che sorreggevano le tre navate della chiesa, ma anche qualche capitello in stile gotico, o resti di altari recanti bassorilievi che riportano motivi floreali. Da ammirare infine un piccolo bastione posto a strapiombo sulla valle del Carosello, da cui si ammira un ottimo panorama delle rovine di Noto antica. Il mastio quattrocentesco è stato riutilizzato variamente nel corso del XVI e XVII secolo. Resti di strutture murarie si conservano presso la cortina del mastio sulla quale si appoggiavano. Queste ultime, indagate con saggi di scavo, risultano distrutte, probabilmente a causa del terremoto del 1693, che determinò la distruzione e l'abbandono della città e del castello, già precedentemente colpiti dal sisma del 1542. Tra il 2007 e il 2009, l'area del Castello Reale di Noto è stata sottoposta a lavori di restauro e consolidazione.
L'area del castello, così come tutta l'area archeologica di nota antica, è comunque in abbandono e soggetta dunque ad un continuo degrado.